Ragazzi, per favore, silenzio! Silenzio! Io quando la vedo da lontano mi sento un'emozione dentro indescrivibile. Voi siete bellissimo. Voglio dirvi solo una cosa, voglio solo recitarvi una poesia di un poeta, Ungaretti. Quando la guardo mi Voi siete, quando mi guardo siete bellissimi, siete la ragazza più bella del mondo, siete stupenda. Posso? A me non devi dire a lei. La devo portare a fare una passeggiata. Qualche giorno voglio portarvi a fare una passeggiata nel parco. Guarda, voglio invitarvi al cinema, voglio farvi vivere i momenti più belli della vostra vita insieme a me. Siete stupendo. L'unica cosa che vi dico è che voglio vivere la mia vita insieme a me. La prima volta che la vedi, scappano tutti. Voi avete degli occhi stupendi. Ancora, io lo detto. Tu non rompere, no? Siete così piacevoli come il mare della Sardegna quando alle prime luci. Voi siete come il tramonto e le nuvole che tornano. A posto, grazie. Ragazzi, per favore. Anche i tuoi sono molto belli. Grazie. Ma lei mi ha colpito per i suoi occhi, sono particolari. E tu hai degli occhi enormi da cerviano. Ma lei quanti anni ha? 26. Ah, pensavo di me. E tu? Io. Una ventina. Più o meno siamo lì, siamo coetanei quasi. Come mai si trova qui? Questo posto? Così sto facendo un piccolo soggiorno. Beh, mi ha colpito per questo, per i suoi occhi. Solo per questo. Già qualcosa. Non posso dire per i capelli. Capelli? Posso dire dei capelli. Che dici bene? Mi darai 10 mi darà. Mi dai il tuo numero così qualche volta usciamo? Vabbè, te lo posso dare. Facciamo una passeggiata. Certo. Poi mi chiami tu e mi dici il posto? Va bene, ci accordiamo così. Che ora? Sto facendo il po'. A che ora andiamo? Non so, la sera verso le 9, ti va bene? No, troppo tardi. Troppo tardi. Hai 20 anni, troppo tardi. Certo. Vabbè, allora facciamo verso le 8 e 8:15. Benissimo. Siamo d'accordo così. Allora mi chiami tu o ti chiamo io? Chiamami, cercami. A presto allora. Ciao. Bravissima!